ricordiamo liturgicamente i santi martiri. Per l'apostolato di alcuni laici, la fede cristiana entrò in Corea agli inizi del secolo X. Pur senza la presenza dei missionari, si formò una forte e fervorosa comunità attivata quasi unicamente dai laici fino al 1936, quando poi cominciarono ad arrivare i primi missionari da questa comunità. Nelle persecuzioni degli anni 1839 fino al 1867 sorsero 103 santi martiri, fra cui Andrea Chin, Gianni Venier, laico Paolo Kong. Tutti gli altri in parte laici, uomini, donne, sposati, bambini, a martirio, sigillarono con il sangue. La primavera della Corea cristiana. Degnamente l'Eucaristia chiediamo il perdono. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison. Cristo fatto povero per arricchirci. Signore, il tuo popolo santo e potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca eterna. O Dio, che moltiplichi su tutta la terra i tuoi figli di adozione e hai reso come seme fecondo di cristiani il Paolo e dei loro compagni nel martirio, fa che siamo sorretti dal loro esempio e seguiamo le loro orme per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Prima lettera di San Paolo. Dio mio, questo nella resto da te. Ma se dovessi tardare, voglio che tu sappia come comportarti nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio, colonna di verità. Non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Egli fu manifestato in carne umana e riconosciuto giusto, fu visto dagli angeli e annunciato fra le genti. Fu creduto nel mondo della parola di Dio. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro. Grandi sono le opere del Signore. Il suo agire è splendido sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Grandi sono le opere del Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme. Si ricorda sempre della sua alleanza.
mostrò al suo popolo le sue opere, gli diede l'eredità dell'Egitto. Grandi sono le opere del Signore. Alleluia, Alleluia, alleluia. Le tue parole, Signore, sono spirito e sono vita. Tu hai parole. alleluia, Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo Dal Vangelo di Luca. gloria a Dio, Signore. In quel tempo il Signore disse a chiamare la gente di questa generazione. A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane e non beve vino e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve. Ecco un mangione e un beone, pubblicani di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Parola del Signore. Rendiamo grazie a Dio. Brano di Luca che la liturgia ci propone. Rifazione. Trovava Gesù in Galilea durante la sua attività messianica. I poveri che seguiva Gesù con entusiasmo e voleva ascoltare sempre, ma c'erano anche i nemici del re, quelli che hanno la sua attività e gli rendevano difficile l'annuncio della buona notizia del Padre. C'è un giudizio pesante e sociale di Israele e soprattutto denuncia le autorità pubbliche incaricate di controllare la religiosità del popolo, del potere che avevano acquisito nel tempo per esso di interessi di parte. A chi paragonerò le gente di questa generazione? Battista, precursore di Gesù, aveva annunciato il suo arrivo ormai e aveva proposto come preparazione. Gesù, Messia, era venuto, aveva indicato l'arrivo dei tempo è compiuto, convertitevi, credete al Vangelo. Ma Israele sembrava addormentato, capace di riconoscere e accogliere Dio annunciate da Gesù. Gente spiritualmente annoiata, che rassomiglia dei bambini capricciosi e svogliati, che non trovano il modo, neppure insieme. Vi abbiamo suonato il flauto, ballato, vi abbiamo il lamento e non avete più. Giovanni, grande penitente, la voce che grida nel deserto, un esempio
che non mangia e non beve e invita tutti alla comunione. Lui dicevano è un indemoniato, è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve come tutti e lo hanno definito un maggiore, un peone che sta bene insieme ai pubblici. Questo irreale che inquieta, semplicemente lascerà fare al Padre suo che sa guidare ogni cosa verso buon fine. Semplicemente aggiunge alla giustizia quando nella Bibbia è usata sapienza senza alcuna aggiunta. Quella parola indica la conoscenza infinita di Dio, cioè nei confronti dell'uomo. Dio non si perde mai per strada, arriva sempre provvidente, luce. I contemporanei che rifiutarono Gesù, il Messia, sono gli esponenti degli uomini di tutti i tempi che non ammettono Dio nella loro vita. I loro rifiuti saranno addebitati alla loro presunzione. Dio saprà come comportarsi. Tuttavia, anche per loro le porte del cuore del Padre rimangono sempre aperte. Noi, Signore, obbedienti, chiediamo al Padre che ci vuole la sua sapienza che è Gesù. Gesù la sapienza del Padre, il Messia che ci è stato donato. Lui meritare la giustizia del regno come lui ci ha insegnato. Invochiamo con fiducia il Padre perché col dono del suo Spirito ci redi ai segni della sua presenza e lontane illumina le nostre vite, Signore. Mi riporti io come servi dei loro, guidandoli alla verità nella carità. Preghiamo. Illumina le nostre vite, o Signore. Per coloro che sono preposti a discernere i segni dei tempi, per realizzare il bene comune, facili attenti nel loro servizio. Preghiamo. Illumina le nostre vite, Signore. Per quanti si sentono oppressi dai giudizi contrastanti e ingiusti, perché possono sentire lo sguardo del Signore che conosce i loro cuori e saggia le intenzioni di tutti. Preghiamo. Illumina le nostre vite, Signore.
per quanti non sentono nella propria vita Dio, come se fossero soli e abbandonati, perché possono presto gustare il Signore. Preghiamo per la nostra assemblea, perché rinnovati dalla forza di Dio, possiamo vivere serenamente l'alternarsi attraverso il tempo di gioia e di dolore, di riposo e di fatica. Preghiamo. Illumina le nostre vite. Signore, tu che sei un Dio di pietà e tenerezza, non lasciare che nessuno si senta tu né nella tua parola la luce per il proprio cammino. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane del lavoro dell'uomo. Per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi Benedetto nei secoli, Signore. ripetiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si danzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, Dio Onnipotente, popolo, martiri coreani, fa di noi un sacrificio a te per la salvezza di tutto il mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Grazie al Signore le cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio eterno, per il nostro Signore, della mirabile testimonianza tu rendi la tua e doni a noi un segno sicuro del tuo amore, il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché il tuo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore dell'universo, i cieli e la
Osanna nell'alto dei cieli. Padre Santo, fonte di ogni santifica questi giornata del tuo Spirito, il corpo e il sangue del Signore nostro, egli consegnandosi volontariamente alla presa di discepoli, prendete, cui ho offerto i sacramenti. Allo stesso modo, dopo aver preso il calice, di nuovo ti rese grazie ai suoi discepoli e disse: prendete il calice del mio per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Sto in memoria di me. È mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, siamo nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, Dio della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio. Ti preghiamo umilmente per il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riuno corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa su tutta la terra e qui convocati per il nostro Papa, i nostri presbiteri. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme a Maria, di Giuseppe, i coreani e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo insieme il Padre. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro e come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, Ma liberaci dal male. per concedi la pace ai nostri giorni. Signore
Gesù che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che abbi pietà di noi. Agnello del mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mente, la parola io sono Santi di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto 236. L'anima ha sete del Dio vivente, vedrò il suo volto come una corsia con l'anima a te, oh Dio. La mia a te del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, la mia del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto Dio. L'anima mia ha sete vivente, quando vedrò il suo volto. Sia gloria al Padre e al Figlio, Dio Santo, a chi era e sarà nei secoli il Signore. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
preghiamo, saziati del cibo, dei forti, della celebrazione dei santi martiri coreani, ti preghiamo, concedi a noi di aderire con fede, di operare nella Chiesa per la salvezza di tutti. Amen. Signore sia, vi benedica Dio misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Messa finita, diamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti. Avete la in cielo mia, andrò le Maria, amo al cielo, andrò al cielo, andrò a vederla un dì, andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infonde mi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, per la un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, che tutto è con voi. Chiedete lei, Kyrie, e ci accogliamo. Padre, che hai promesso di essere presente in chi si lascia amare da te, ti riama negli altri. Rendici tua stabile di Signore. Paolo Apostolo a Timoteo. Presto da te. Questi voglio che tu sappia darti nella casa di Dio, che è la Chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno. Non vi è alcun dubbio che grande è il mistero della vera religiosità. Egli fu manifestato, riconosciuto giusto, fu visto dagli angeli e annunciato fra le genti, fu creato nella gloria. Parola di Dio. Grandi sono le opere del Signore. Grande del Signore, loro che le amano. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere. Alleluia, alleluia, alleluia. Le sosta, parole digna. Signore, al Vangelo secondo Luca. Allora Gesù disse: a chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi somiglia? Somiglia a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato. Abbiamo cantato un vista che non beve, dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: ecco un mangione e un beone, amico di pubblicani e peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi. Parola del Signore. A chi posso parlare di questa generazione? Gesù
sta parlando ai capi, segue i capi religiosi, perché sono questi che dettano leggi e norme a profusione. Allora cosa vuol dire Gesù con questo? E non avete ballato, cioè non coerenti, vi siete lamentati di Giovanni Battista che era rigoroso, di Gesù che era invece aperto, e poi la conclusione, la sapienza, il diritto giusto, cioè quello che fa è meno pregato, con il ritornello, grandi sono le opere del Signore. Certo pensiamo all'universo, ma più grandi ancora sono le opere che hanno rivelato Gesù, e cioè la disponibilità. Benedetto ho ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Portare sulle mani questo sacrificio, lode e gloria per il bene nostro. Tu guardi, Padre, offerte la tua famiglia e fai un capolavoro di salvezza per Cristo nostro Signore. Signore con voi, dai i nostri cuori, abbraccio Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti Padre di infinita tenerezza per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui creato l'universo, mirabilmente l'hai salvato. Per questo proclamiamo. Benedetto colui che viene. Padre veramente santo, fonte di ogni santo, doni con l'effusione del tuo Spirito per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete il mio corpo offerto in sacrificio. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti,
Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Celebrando il memoriale della morte del Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo messi alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo per Cristo, lo Spirito Santo ci renda uno. E ricordati, Padre della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in comunione con il Papa, i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza certa della risurrezione e di tutti i defunti. Che godere la luce del tuo volto. E la vita insieme con la Beata con Cristo in Cristo e Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Preghiamo. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci sempre il nostro pane quotidiano, tu rimetti che anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandoni mai alla tentazione, ma liberi. Tu liberi di pace i nostri giorni, per tua bontà vivremo sempre, liberi dalla tristezza, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente Gesù Cristo. Vedi i tuoi apostoli la fede, doni unità e pace perché ami i secoli. Sempre con voi. Agnus Dei. Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
benediciamo. Iniziati in questa celebrazione. Tu noi nella Chiesa per la salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore. Signore con voi. Vi benedice di cuore Dio Onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata, andiamo in pace. El Gaudio. Lui